Va ora in onda dallo studio 1 di Luserna San Giovanni un programma scritto e condotto da Enrico Peiretti con la supervisione tecnica di Giuliano Falco. Casa Peiretti. A tutti buon ascolto e buona visione. Inseguendo un gol sotto il cielo di un'estate italiana e negli occhi tuoi voglia di vincere un'estate, un'avventura in più. Iniziamo proprio con una vostra richiesta, dedicando il brano ad Alessandro di Novara per l'amore della sua vita. E questi due sono amori della mia vita, anzi del mio programma di Casa Peiretti, e ve li presento partendo da lui nella nebbia e nelle luci, ma si vede la sua chitarra, la si sente, il suo sorriso, il suo ciuffo. Luciano Bianchini, ciao! Ciao Enrico, ciao Valentina, Aspetta, ciao a tutti. devo fermarti già l'asta perché sennò ecco, bella ferma. Benvenuto. Benvenuta anche alla super colorata questa sera Valentina Branca, ciao! Ciao, buonasera a tutti. 348 80 40 200
154, ormai lo sapete già, è il numero per entrare qui e potete farci una domanda, potete darci una risposta oppure potete chiedere una canzone, una foto, qualsiasi cosa, noi siamo lieti di mandarla in onda e come ogni tanto il Peiretti fa, cerco di collegare i miei pensieri e sapere un po' di voi a casa. E questa sera voglio parlare con le signore all'ascolto, con le nostre amiche, perché la domanda, quindi il fil rouge, come dico sempre, di codesta puntata, che ormai è la 578esima puntata, se non erro, è: donne, amiche, cos'è che non sopportate in un uomo? Attenzione, perché può succedere una cosa sola, magari, ok, possono anche essere tante, ma io voglio sapere una cosa che proprio non vi va giù, che dite: ma gli uomini, c'è una cosa che non la si deve più fare. Valentina, iniziamo da te. Una cosa che non sopporti in un uomo, qual è? Ma a dirti la verità, mi cogli un po' impreparato. Dai. Non lo so, Peiretti, posso dirtelo più tardi perché non lo so. Ma certo non che mi puoi viene in dirmelo più mente al tardi. momento. Andiamo avanti perché questa puntata è fatta esclusivamente dalle loro richieste. Quindi noi suoniamo e cantiamo, ma la scaletta non l'abbiamo decisa noi, bensì tutti loro con i loro messaggi al 348 80 40 254. Non vado avanti se devo ringraziare Enrico in regia. Buon lavoro Enrico! E arriva proprio una loro richiesta bellissima di Annalisa dedicata a Fabio di Bricherasio e tutta la sua famiglia. Eccola qua. Insieme solo dentro casa, che senso ha? Di me non parli con nessuno e non me lo merito. Il tuo modo di dire le cose, che senso fa? Mi sto impegnando ad essere più elastica. Ti sto pensando e non ti scrivo da tanto, è un classico. E poi senza avvisare sei qui. Oh tu però tu mi piaci. Ho fatto i salti mortali. No, non mi dire che tardi. Avevo voglia di dove vai? Te ne vai.
Bianca con Ero Bellissimo, un brano di Annalisa richiesto dal nostro Sì. fans. Devo fare una precisazione, Una. perché la richiesta Fabio Di Bricherasio, ma qualche settimana prima la richiese anche Christian privatamente. Quindi ringrazio tutti e due per Con averla un chiesta. piccione. No. Salutiamo la famiglia Fava che ci sta ascoltando, che Ciao, manda ragazzi. sempre i messaggi bravi. Fate come i Fava al 348 80 40 254. Prossimo brano, altra richiesta, però voglio ancora dire, perché si fosse collegato leggermente in ritardo. Male, Enrico malissimo. Peretti, cosa vuol sapere questa sera? Mi rivolgo alla parte femminile che sta ascoltando e vedendo Casa Peretti, quindi donne, cosa non sopportate in noi maschietti? Una sola cosa, lo so che ce n'è tante, ma ne voglio sapere una, ok? Vediamo, secondo me è una puntata che arrivano messaggi veramente strani. Potrebbe già arrivare il discorso del russare. Cioè, russare, ragazzi, è drammatica la cosa, secondo me. Ma non perché... lo fanno solo gli uomini, anche le donne. Ma io allora, domani farò la stessa cosa rivolta ai maschietti, ma oggi è rivolta alle femminucce, quindi voglio sapere cosa non sopportate in un uomo. Altro giro, altra corsa, come direbbero alle giostre. Arriva un brano richiesto ieri. Elvis da Turin vuole sentire Occhi di ragazza e ci pensa il Bianchini qui dietro. Vai Bianchini! Occhi di ragazza, quanti cieli, quanti mari che m'aspettano. Occhi di ragazza, se vi guardo, vedo i sogni che farò. Partiremo insieme per un viaggio, per città che non conosco. Quante primavere che verranno, che felici ci faranno, sono già negli occhi tuoi. Occhi di ragazza, io vi parlo, coi silenzi dell'amore. E riesco a dire tante cose che la bocca non dirà. Quando ti risvegli la mattina, tutto il sole nei tuoi occhi. Quando si fa notte, nella notte, nei tuoi occhi c'è una luce che mi porta fino a te. Un giorno in loro scoprirò quello che tu nasconderai. Occhi di ragazza, questo viaggio prima o poi sarà finito. Una spiaggia vuota senza mare, io dovrò vedere in voi. Occhi di ragazza, quanto male vi farete perdonare. L'acqua di una lacrima d'addio sarà l'ultimo regalo che da voi riceverò. L'acqua di una lacrima d'addio sarà l'ultimo regalo che da voi riceverò. Bravo il nostro Luciano Bianchini. 348 80 40 254 è il numero per i vostri messaggi. La regia mi sta scrivendo che ne stanno arrivando tanti, però ne vorrei arrivassero di più, come se io non mi accontento mai. Non mi basti mai. Molto bene amici a casa. Altra richiesta vostra, proprio un po' prima della pubblicità, fammi leggere la mia lavagna magica. Da Odra per Franco. Sì. Arriva un brano degli intramontabili mitici Pooh con Piccola Katie, dedicatissima.
piacere a chi di notte l'andava a vedere. Piccola Katie, oh, piccola Katie, piccola Katie, stanotte capito che accarezzandoti ti hanno tradito e alle tue mani ha negato calore che si conquista in un'ora d'amore. E questo mattino di grigia foschia di colpo hai deciso di andartene via. Piccola Katie, vai, vai, piccola Katie, vai, vai, piccola Katie, vai, vai, vai. Three, four. E adesso, prima della pubblicità, voglio ancora ricordare l'argomento di questa sera. Donne, scriveteci. Beh, un po' di nebbia qua, come sempre. E che su Piccola Katie ho di nuovo dimenticato la macchina di fumo accesa. Ma ormai mi conoscete già che questi piccoli errori tecnici li combino e anche sovente. Quindi, donne, fateci sapere cos'è che non sopportate in un uomo. Nel frattempo vado a vedere se Bianchini è ancora lì. Pubblicità, 2 minuti e mezzo torniamo qua, con tanta musica, tutte le vostre richieste e i vostri messaggi. Ok? Ci sei, Bianchini? Bianchini c'è, fammi vedere. Non Aspetta so. che lo illumino. Aspetta. Guarda Bianchini. Oh, guarda che bello. Guarda, non si vede più niente. Pubblicità. Bentornati in casa Piretti. È arrivato il momento di sapere cos'è che Valentina proprio non sopporta in un uomo. Vai Valentina. Beh, Tra le tante cose, lo so Sarebbe un ormai. elenco lunghissimissimo Dai, di cose che non si è sopporto, ma la capito. cosa che non sopporto è che fanno la pipì da in piedi. Ma aspetta, Sì, aspetta, sì. perché va bene, Assolutamente. ti posso anche dar ragione, ma grazie. io ultimamente, sai, ormai vivo ormai da 2 mesi con una donna bellissima e lei ha comprato e avevo perso l'abitudine di far pipì in piedi perché Ecco. mi sedevo, sono sempre stanco, mi siedo, poi ormai col cellulare Esatto. il bagno è diventato un ufficio. Però mi ha comprato, amici a casa, non so se ce l'avete anche voi a casa, una di quelle cose che vanno a pressione Occhio all'interno del WC. Chi? Praticamente è una sorta di che profuma il WC, che vanno a pressione, no? Anche io le metto. Quindi Sì. questa cosa qua rimane all'interno del WC. Amici a casa, io vado a far pipì, tranquillo, no? Beato, sereno. Non la faccio più seduto. Perché devo alzarmi in piedi e cercare di distruggere quella cosa col getto. Non so se vi è mai successo. No, Bianchini, è vero? No, è vera questa cosa, amici. Perché noi in quei momenti ci sentiamo dei pompieri, ci sentiamo degli eroi. Quindi tu col getto cerchi man mano sempre di distruggerne un pochettino di più. Fatemi sapere, maschietti, se è vera questa cosa, se lo fate anche voi. È fastidiosa vedere quella cosa viola attaccata al WC. E quindi cerchi, no? Dai, che ce la fai. Ok. Prossima volta va via, piano piano. Fantastico. Anche io la metto, quindi dovrò cominciare a non metterla più. Ok. Prima o poi faranno il campionato. Va bene. Sì, ok, regia, quello si può benissimo mandare in onda perché stanno arrivando dei messaggi particolari. La regia manda prima a me, quindi ottimo lavoro Enrico, quello si può fare. Andiamo. Tu ti immagini io Sì, infatti. stasera, va, che l'ho detto anche in trasmissione, dai che non posso fallire, no? Ok, andiamo avanti con le vostre richieste. Arriva un brano per Gianni e Paola, Il mio canto libero. Eccola qui. In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu. E l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto e si innalza altissimo e va e vola sulle accuse della gente, a tutti i suoi retaggi indifferenti, sorretto da un anelito d'amore, di vero
io e te, e la verità si offre nuda a noi, e limpida è l'immagine, ormai nuove sensazioni, giovani emozioni si esprimono purissime in noi. La veste dei fantasmi del passato, cadendo lascia il quadro immacolato, s'alza un vento tiepido d'amore, di vero amore. Alla chitarra Luciano Becchini. Un mondo che prigioniero è, respiriamo liberi, io e te, e la verità si offre nuda a noi, e limpida è l'immagine, ormai nuove sensazioni, giovani emozioni si esprimono purissime in noi. La veste dei fantasmi del passato, cadendo lascia il quadro immacolato, e s'alza un vento tiepido d'amore, di vero amore. E adesso andiamo a leggere tutti, ma davvero tutti i messaggi che ci avete mandato finora, però continuate perché Peretti vuole sapere cos'è che una donna davvero non sopporta in un uomo. Vai Enrico in regia, vamos! Ciao a tutti Casa Peretti, volevo solo dire una cosa, viva la tromba di Valentina! Basta! grandi! Ma che grandi, per una sera che non hai fatto la gag. Brava Vale per l'omaggio a Franco di Ricchi e Poveri, un bacio da Elvis Turin. Ciao Elvis, grazie. Elvis, ciao. Bravi ragazzi, nonna Vale. Ciao nonna Vale, merci beaucoup. Ciao Enrico, grazie per tutta la mia città. Per tutta la mia città, se hai un tuo CD lo acquisterei subito, così lo metterei nella mia collezione. CD anni 60, 70, 80, 90. Fammi sapere, ciao e bravo per la musica Elvis della Non ne ho caro amico Elvis di miei CD, però ho in mente un bel progetto che uscirà forse a Natale, non lo so, ma forse. Bravissimi, siete super ragazzi da dedicare ai ricchi e poveri, la puntata dedicata ai ricchi e poveri, specialmente a Franco. Ciao. Eliana da Torre Pellice, grazie Eliana, grazie. Ciao, degli uomini o perlomeno del marito non sopporto il fatto di non trovar che lui non trova nulla in casa. Lui non sa mai dove sono le cose nell'armadio. Mi chiede se vivo a casa sua o altrove. Boh, ma lo amo lo stesso, eh. Un saluto Luisa e Fulvio da Torre Pellice. Valentina, confermi, succede? Nel mio caso no. No, neanche nel mio. Mitici, grazie chiunque tu sia. Mitici, complimenti a tutti per il tributo a Franco Gatti, la puntata di ieri sera che potete rivedere su YouTube. Un abbraccio Laura e Angelo, grazie ragazzi, grazie. Enrico e Valentina, bravi, continuate così. Eliana di Torre Pellice, grazie Eliana, grazie. Continuiamo fino alle 21. Ciao ragazzi, e dai, viva la tromba di Valentina, siete bellissimi, lo dice Max. Questa è una cosa molto importante invece per Ma che palle con sta tromba, si è capito, vi aspettiamo Cristian e Piero al beat dalle 21 in poi con il karaoke al beat di Barge. Carissimo Enrico, volevamo chiederti se una sera che c'è Valentina potete cantarci bellissimo. Guarda che fortuna, di Annalisa. Salutiamo tutti e grazie per la bella compagnia che ci fate, Laura e Angelo, perennemente in ascolto. L'abbiamo fatta addirittura questa sera e poi dicono che le richieste non le facciamo. Ma che cuore. Che cuore. Vi seguo sempre e canto sempre con voi. Ciao Daniela da Torino. Grazie. Ciao, Daniela, grazie. ci fa molto piacere.
ci fa molto piacere immaginarlo anche. Aspettando Casa Peretti, seratina romantica, un abbraccio, grazie Tino dei Total Black, te capì? Ma che cos'è Te quella capì? roba lì? Grazie, facci un po' sapere cosa non sopporti di Tino. Attenzione, ciao Enrico, sono Anna Di Chieri, vorrei dedicare al mio compagno Aldo Di Chieri Tutto a posto dei Nomadi. Grazie, siete grandi e simpatici tutti. Io non la so, però la provo, la imparo, Ciao Gianluca, sono Caterina. Mi faresti ascoltare Come saprei di Giorgia? Grazie mille. Gianluca. Non c'è Gianluca qua. Caterina, no, forse una dedica da Caterina per Gianluca. Vediamo di metterla in programma. Saluti da Piovesi, vi stiamo ascoltando con piacere. Silvana, siamo sabato da voi, grazie. Grazie Silvana. Casa Peretti è una dolce follia per noi, sempre musica fantastica. Tanti baci a voi, la nostra Dani. Grazie Dani. Finalmente è comparsa la mitica chitarra rossa del nostro maestro Bianchini, Gina Ciao, da Torino. Grazie Gina. E già sono ancora qua, un saluto a tutti voi, grazie per la bella musica, Anna da Torino. Ciao Anna, grazie. Ciao Anna, merci. Bella la maglietta, la voglio anch'io, ma le scarpe, ciao a tutti. Paolo, se vuoi inquadrare le scarpe le inquadriamo, sono bellissime questa sera Paolo. Grazie al nostro regista, uno dei tanti, uno dei magnifici di Rete 7. Ciao ragazzi, grazie, siete il top. Nadia da Luserna, che bello Grazie. che finalmente Luserna iniziano ad arrivare dei messaggi, che bella questa cosa. Ciao ragazzi, ciao Bianchini, buon lavoro. Milena, Ciao, grazie. si sono accorti che andiamo in onda da Luserna, anche la popolazione. Ciao Enrico, che inizio, 1990 mondiali, 14 anni avevo, già, poteva essere nostro quel mondiale, come era diversa l'Italia, la gente molto, è scesa la lacrimuccia anche a noi durante le prove. Grande maestro, brava Valentina. Max 76, Grazie. baci a Max. In un uomo non sopporto la menzogna, giusto. Maschi siete proprio menzogneri. Ma non è vero. Bugiardi. Siamo manzonieri. Grazie della bellissima Notti Magiche, bravissimi. Nonna Solo, ciao Nonna Solo. Abbiamo nonna Vale. E Nonna Solo, meravigliose Notti Magiche, bravi. Ciao da Maddalena. Maddalena, non possiamo fare a meno di voi, e neanche noi, neanche noi. È vero, Noi grazie. con voi con noi, sempre. La cosa che non sopporto proprio è quando si parla, lui usa il cellulare, scrive eccetera. Succede. Il problema è che se glielo dici ti risponde con un messaggio. Complimenti, bravissimi come sempre tutti e tre. Ciro, grazie. Ciao Ciro. Grazie Ciro. Ciao Enrico e Valentina, la mia consulente tecnologica di oggi. Vi mando un saluto, siete sempre toppissimi e forti. Ciao da Marina Ferrari da Torre Pellice. Ciao Marina. Marina. Facci sapere cosa non sopporti in tuo marito. Lo vogliamo sapere. Questa sera proprio facciamo un disastro, coppie che si lasciano. La cosa che la donna non sopporta di un uomo è se per disgrazia scappa una goccia di pipì fuori dal water, Esatto. purtroppo problemi di mira. Esattamente. Ma tu mira quella cosa che ho detto prima, ascoltatemi amici, perché poi vi divertite anche con un videogioco praticamente. Complimenti, bravissimi come sempre tutti e tre, lo ripete Ciro, perché Grazie, Ciro. aveva paura che magari non lo mandassimo in onda, l'ha mandati due uguali. Bravo Ciro. Io e la mia famiglia vi ringraziamo per il brano di Annalisa e anche per i saluti. Fabio da Briccherasio, grazie Fabio. Grazie. Ma quanti siete stasera ragazzi? Ma quanti siete? Ciao a tutti voi, bellissimo inizio, aspetto sempre l'aquilone. Quello che non Saluto tutti quelli che mi conoscono. Ma da qua giù. Ma Bianchini a 20 metri dallo schermo. Quelli che non... Allora aspetta, quello che non sopporto in un uomo è che faccia il piacione. Carla di Luserna. Bugiardi, tutti bugiardi Ma gli uomini. il piacione. Hai capito Carla? Enrico, meglio non porre questa domanda a voi omini. Ehi là. Comunque io non sopporto lo zozzone. Lo zozzone, quello che non si, l'uomo che non si lava. Però una volta dicevano che l'uomo ha da puzza. E invece non è vero. Ho capito. Non è vero. Di un uomo non sopporto il suo essere animale. Non è una battuta. Brava Milena, questo mi piace. Quando a volte in determinati momenti proprio no, non va bene. Ci va sempre la finezza, l'eleganza. Buonasera, io degli uomini non mi piace il tradimento. Lo dice Giovanna, giusto? E arriviamo sempre lì, bugiardi. Tradimento. Ma basta, si è capito, Vale, no? Il tradimento, certo che è difficile sopportare un tradimento. Cosa non sopporto di un uomo? Ma perché? Esistono altri uomini oltre Tino? Dai, mi impegno. L'esasperazione di ogni cosa, alcol, fumo, arroganza. Faccia bene che dopo alcol, fumo c'è arroganza, eccetera. Grazie dei Total Black. Va bene, alcol, fumo, vabbè, ci può stare.
Bravissimo Luciano. Cos'è che non mi piace in un uomo? La falsità, lo dice Anna Di Chieri. Ciao Anna, grazie. Io non commento tanto, però è giusto, libero arbitrio. Ho mandato un messaggio a Enrico, ma l'ho spedito, poi mi sono accorta che non l'ho firmato. Che rabbia, ma neanche questo hai firmato però. Ma neanche questo hai firmato, come faccio a capire chi sei? Enrico, vorrei dedicare una canzone alla famiglia Balestrieri di Bricherasio. Ciao ragazzi, sei bellissima Valentina, Eliana e Torrepellice, la famiglia Balestrieri possiamo dedicare, non lo so oggi, però magari domani, dai, ci studiamo un brano noi, oppure se hai un'idea tu. Ciao Enrico, anche con la nebbia agli Irticolli Casa Peretti regala grandi emozioni con il maestro Luciano Bianchini e la bravissima Valentina. Ciao a tutti, lo dice il nostro Francesco. Grazie. Ciao Francesco, grazie. Ciao Enrico, per prima cosa voglio fare i complimenti a te, a Luciano e alla meravigliosa Valentina. Ascoltarvi è un vero piacere. E poi volevo chiedere la canzone Un amore così grande. Grazie Paola e Bruno. La sai Bianchini? Certo che Domani sera con grande dedica. Ma che inizio ragazzi, come sempre mitici tutti e tre. Vi abbraccio con affetto Gabri da Grugliasco. Ciao Gabri. Non sopporto quando mio figlio maschio è convinto di aver ragione e non accetta la sconfitta. Regia, torna, regia, fermo! Torna un po' indietro, non accetta la sconfitta? No, che è successo? Ops. Panico in regia. Enrico, tutto bene, tutto a posto? Vuoi entrare in onda perché c'erano messaggi? Stavo finendo di... Andiamo avanti con la musica. Arrivo, mi ha scritto arrivo, piccolo problema tecnico, ma noi siamo prontissimi a risolverlo, prontissimi come sempre. Perché secondo me è abbiamo... arrivato un Dimmi. messaggio della moglie di Enrico che scriveva cosa non le piaceva di lui, No, l'ha cancellato subito. No, però, Bravo Enrico. Comunque sia, questa cosa è molto bella perché aprono di più anche il loro modo di essere, Sì. aprono le loro esperienze, il loro modo di pensare. Un grande saluto a Massimiliano che ha perso la scommessa con la sua mamma. Ciao Massimiliano! Povero Massimiliano. Ma le scommesse si devono pagare, La stronzaggine, lo dice Sere. La Tante stronzaggine. parole. Noi maschietti sappiamo essere molto stronzi. Raga, io sono un uomo e vi scrivo a lettere cubitali che nell'uomo non sopporto l'uso del dominio psico e fisico con il quale si dimostra di essere un perfetto. Ci siamo capiti? Peiretti and Company siete i migliori della TV. Grazie. La E grazie anche per Madonna. questo bellissimo messaggio perché è stato molto fine. Sì. Grazie. Ciao da Lucky e Franca quando potete, la donna di picche. Salutoni. La donna di picche è un brano forse dei Pooh se non sbaglio. Aiutatemi Lucky, aiutami. Maglia top numero 1 Matteo, grazie Matteo. E c'è Bud Spencer. Ma la tua o la mia? Perché La sono tua, la colorate. tua. Bianchini è La una camicia. Sì. Finché continuerete con questa passione non ci stancheremo mai di seguirvi. Ciao Vale, Giorgia, Luciano, Enrico, Massimo, tutti. Ciao Massimo. Ciao. Grazie. Non sopporto che vi mandano i messaggi anonimi. Vabbè, dai, io come sempre metto il mio nome e la località. Bravo Pierluigi da Valle Tallora. Fate Bravo. come Pierluigi. Perché poi noi così capiamo dove sono, da dove arrivano i vari messaggi. Ha ragione ok? Luigi. Regia, andiamo avanti con una loro richiesta. Per chi si fosse collegato leggermente tardi, amici, e avete visto questa tipologia di messaggi, non è successo niente qua in casa, non è che ci stiamo litigando. No. Cerchiamo di fare litigare voi a casa. No, non è Che vero. ben diverso. Non è vero. Donne, scriveteci cosa non sopportate in un uomo. Altra canzone da voi richiesta arriva per Luisa da Massimo, con tanto amore, Luci a San Siro. Eccola qua. Luci hanno ragione, m'han detto è vecchio tutto quello che lei fa. Parli di donne da buon costume, di questa han voglia se non hai capito già. E che gli dico, guardi, non posso, io quanto amato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua
luci a San Siro di quella sera, che cieli strano siamo stati tutti là. Ricordi il gioco, Casa Peiretti e la nebbia, tu ti nascondi e se ti trovo ti amo là. Ma stai barando, tu stai gridando, così non vale, troppo facile così trovarti, amarti, giocare il tempo sull'erba morta con il freddo che fa qui. Il tempo emigra, mi ha messo in mezzo, non sono capace più di dire un solo no. Ti vedo a volte, ti vorrei dire, ma questa gente intorno a noi che cosa fa? Fa la mia vita, fa la tua vita, tanto doveva prima o poi finire qui. Ridevi e forse avevi un fiore, non ti ho capita, non mai capito mai. Scrivi vecchioni, scrivi canzoni, che più ne scrivi e più sei bravo e fai da me. Tanto che importa a chi le ascolta, se lei c'è stata, non c'è stata lei, chi è? Fatti pagare, fatti valere, più abbassi il capo più ti dicono di sì, e sei le mani sporche, che importa? Tienile chiuse e nessuno lo saprà. Milano mia, portami via, fa tanto freddo e schifo e non ne posso più. Facciamo un cambio, prenditi pure un po' di soldi e un po' di celerità. Ma dammi indietro la mia 600 e i miei 20 anni e una ragazza che tu sai. Milano scusa, stavo scherzando. Luce a San Siro non ne accenderanno più. Pubblicità. Torniamo subito, ma subito per davvero. E poi Valentina, devo dirti una cosa, è 2 anni e mezzo che collaboro con Rete 7 e 2 anni e mezzo che ho a che fare, per fortuna, con tantissime persone che ci guardano tramite la TV. Però prima avevo soltanto mia mamma che veramente mi sgridava. Adesso mi sgridano anche i nostri amici a casa. Giusto. È arrivato un sms, in regia ho scritto: Enrico, virgola, ti devo sgridare ancora. Aspetto la canzone che ti avevo richiesto i primi d'ottobre di Mimì, Gli uomini non cambiano. Scusami. E non ci siamo nemmeno dimenticati. No. Valentina ti racconta un aneddoto veramente successo ieri. Però Allora, avevo desiderio di cantare questa canzone non con l'ausilio della base, ma accompagnata al pianoforte con Enzo. Tanto è vero che era pronta per ieri. Poi abbiamo deciso di cambiare totalmente la scaletta per omaggiare il gruppo di Ricchi e Poveri. Dunque, Quindi la settimana prossima o quando Enzo tornerà insieme a me, mercoledì al pianoforte, ci piacerebbe regalarti questa canzone in questa versione un po' particolare. Live, solo pro pianoforte e voce. Esattamente. Quindi va bene, tutto a posto, siamo Tanto non sgridato te. Sinceramente
Bianchini, vabbè dai. Ragazzi, 348 80 40 254, donne cosa non sopportate nei maschietti. Adesso però una vostra richiesta per Guido da Piacenza, arriva un brano Tripoli di Patti Bravo. È particolare questa richiesta, E da intenditori. In casa io e lui, io non mi accorgo più che fuori è inverno ormai. La stanza è tanto calda, non penso mai che oltre la finestra per lui, in quella nebbia c'è un'altra estate che porta il caldo, 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 caldo. Lo vedo ma non è andato via da me, sta raggiungendo Tripoli. Ma Tripoli cos'è? È il primo nome che mi viene in mente se lo immagino lontano, dove non so, in cerca di battaglie perché ogni uomo e fra battaglie non può sentirsi un uomo, e quando un uomo va a vivere di più, le donne han solo lacrime. E sotto questa base andiamo a leggere gli ultimi messaggi di questa sera. Vai Enrico in regia. Tino Precisino, l'unico siciliano svizzero, l'ho trovato io. Bene, ma Precisino non credo che sia poi così tanto un difetto, quando casa è tutta spolverata e pulita e le cose sono a posto, non è? Tripoli 69, grazie Guido da Piacenza. Sì, era proprio questa, dedicata a te. Grazie infinite per Tripoli, la sto ascoltando ora. Bravo Valentina. Grazie mille. E questa Tripoli proprio, Hai visto? Siamo andati a tirare fuori proprio un brano particolare. Ciao carissimi, hai ragione Valentina, nemmeno io lo sopporto fare la pipì in piedi. Bravo. Difatti la mia Betta, che la fa da seduta, non si lamenta di questo, ma si lamenta per il fatto che quando mi lavo la faccia mi soffio il naso nel lavandino. Non faccio nulla di male, Tinetto. Un abbraccio alla nostra carissima voce d'angelo e la sua simpatia che rallegra le serate, la mitica chitarra del maestro Bianchini e la bravura del nostro Enrico. Un saluto da Tino che si soffia il naso nel lavandino. Tino! Anche io lo faccio, Tino. Eccola. Ciao Enrico, Luciano e Valentina, volevo sapere quando potresti fare qualche canzone di Cristina D'Avena. Saluti a tutto lo staff di Casa Peretti, dal fratellino Giuliano da Enrico da Collegno. Ma perché magari sotto Natale facciamo di nuovo la puntata con i bimbi, la puntata delle canzoni dei cartoni animati. Luciano, sei bravissimo con la tua chitarra e anche quando canti applausi, anche se non sei fermato. Grazie comunque. Felicità dei giorni, non la so Max, non la so. Luce San Siro l'abbiamo fatta questa sera. Felicità puttana, possiamo dirlo, tanto il titolo di una canzone non la so, abbi pazienza, la impariamo ragazzi, la impariamo per la prossima settimana, fra 2. Comunque noi arriviamo dritti nelle vostre case con tutte le richieste. E vai con Pablico, Paolo Rossi e Super Codino, Roby Baggio da Donne in cerca di guai, siete super fantastici. Ciao Marmita, grazie. Grazie. Brum brum, bravi e spettacolari come sempre. Un abbraccio a tutti e tre, sempre vostra Punks Rosalba. Ciao Rosalba, bacio. Enrico The Legend, Alfonsine e Germano sempre di corsa. Vabbè, ci sta. The Legend. Il disordine degli uomini
di quegli uomini che pensano di avere accanto una donna delle pulizie. Già, brava Giulia, hai ragione, il disordine, poi devono sempre passare dietro le donne a mettere tutto a posto, le ciabatte non sanno mai dove le hanno posate. Grazie per la compagnia, ciao da Elena, grazie. Elena, cosa non sopporti in un uomo? Scrivicelo. Non sopportiamo gli uomini solo se egoisti, bugiardi, traditori, ma per fortuna brava, ferma. Abbasso la musica perché qua c'è anche la parte bella, ma per fortuna non sono tutti uguali. Brava Alma, brava Barbie, ok. Grande Enrico, hai fatto il maestro Vecchioni da brividi, bravissima anche Valentina con Annalisa, complimenti anche al maestro Lucianino, Bianchini, Laura e Angelo. Ciao, grazie. Quante cose, ma lo amo e lascio scivolare. Ma chi sei? Chi sei? Chi è lui? Ma quante... Una delle tante la volevamo sapere questa sera. Una. Ci sarà quella che non sopporti di più delle altre, che non sopporti già. Non sopporto quando si lava la faccia o si lava i capelli, bagna tutto. Lo specchio, il bugiardo che fa le corna. Vabbè. Bellissimo, questo messaggio lo incornice. bugiardi, menzogneri, questi maschi. Ragazzi, andiamo avanti con l'ultima richiesta di questa sera, un pezzettino perché il tempo è tiranno. Dedichiamo i migliori anni della nostra vita a una ragazza che l'altro ieri ha fatto 19 anni. Tanti auguri, peccato non si è firmata il messaggio, altrimenti saremmo andati dritti con il nome. Auguri comunque. Penso che ogni giorno sia come una pesca miracolosa ed è bello pescare sospesi su di una soffice nuvola rosa. Io come un gentiluomo e tu come una sposa, mentre fuori dalla finestra si alza in volo soltanto la polvere, c'aria di tempesta. Sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta. Regia, abbiamo finito il tempo? Ma proprio sui migliori anni della nostra vita? La facciamo domani perché non ho cantato neanche un pezzettino. Non importa, credevo di averne di più. Ragazzi, è stata una puntata bellissima. Grazie a Valentina Branca, grazie al grande maestro Luciano Bianchini. Domani sera, qui con me, Luciano Bianchini, Alessia Chelucci, sarà un'altra serata da passare insieme. Semplicemente quest'ora io la voglio passare in compagnia di chi decide di mettere sul 13 alle ore 20. Se volete rivedere questa puntata alle 21:30 subito sul canale 83 o stanotte alle 4:15. Grazie davvero di cuore. Vi lascio con un messaggio che voleva dire Valentina di tuo nonno, velocissimo. Oggi sarebbe il compleanno di mio nonno, ma lui non c'è più da tanti anni, però lo penso ogni giorno. Ragazzi, se siete all'ascolto, passate il più tempo possibile con i vostri nonni. Ciao a tutti, buonanotte, buona serata, ciao, grazie di cuore.